Qua bisogna scoprire che cazzo di fine ha fatto il Germano. Lo so. Va bene? Sì, E la ma scoprire per forza, non ci sono ha cazzo. capito. Quindi soprattutto bisogna capire perché sto cazzo di cristiano ci va sempre dicendo mi tabato che sta cagliarta la frizione. Questo è sicuramente un indizio. Ma sicuro? Poi al di là del fatto Cioè, che Ida ha scoperto che teneva sta capo di panega, no? E qui tu si pensava che erano noi Sì. che non c'eravamo tagliato la capo. Sì. Pensa tu. Invece non ci ha capito, non ci sapeva la storia perché noi non l'abbiamo mangiato la capo di panega, l'abbiamo fatto a, no? A grigliata quella famosa notte. sì. Quindi non ci ha capito un cazzo Germano, però perché dopo che ci hanno tagliato la capa a panega, hanno capito che forse Ida era capito. E invece non hanno capito un cazzo manco loro. Sì, ma prima che capiamo che è successo, ma capire prima ci è morto o è ancora vivo sto cazzo di Germano? Capisci il problema? Cioè, ci stai ancora vivo? Io spero che stia ancora vivo, questo qua l'hanno combinato proprio a sta sizza. Cioè, o lo tengono pennuto per le palle, sopra qualche, non lo so, sopra qualche scanno, o sopra qualche trave. Perché non riesco a vedere niente di positivo in questa situazione, compà. Oppure è morto? Tu ti fai sempre lo positivo, però, oh. Che se tu hai detto che non ci riesci a vedere niente di positivo? E a te c'è cazzo te ne fotte di me. Vabbè, ma è possibile che non ci tieni manco un piano che ci pigliamo al re da Germano, che ci troviamo? Tu che tieni sempre queste idee fantastiche. Io un'idea la tengo. E cosa sarebbe? Alla putea. La putea? C'è cosa la putea? Alla putea. Ti capito? C'è cosa la putea? Alla putea stai. Stai ci? Germano. E qua putea? Alla putea. Posso sapere che cazzo di putea stai parli? Da quale putea secondo te? La putea di sopra il comune? La putea. Pasca, ma c'è mi stai pigli per culo, vedi? Scusa, quando è stata l'ultima volta che è stata la putea? Ma io ci ho stato un sacco di putee, ma da dire qua cazzo di putea stai parli? Ma tu le vuoi sempre muccato col cucchiaino? E E che ci pizza. scusa, fammi capire, no? Allora, ripeti dopo di me. A, Ah, la, la, pu, 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 e c'è pu. puttana di mamma. Ma tu sei malato veramente, non mi Cazzo, stai non ci facendo capire sente niente, quello sei che proprio sto malato dicendo. allora. Alla putea. Vabbè, alla putea, allora. Visto che le capisci le cose quando vuoi? No, non stai speranza con te, voglio, non stai speranza. Senti a me, Speranza. La settimana prossima ci arriviamo alla putea, che secondo me è da sta Germana, e da lo troviamo. Ci è muerto o vivo, tanto la ma scoprire. E sciamo, tanto sono veramente curioso di questa cazzo di putea. E vabbè, io mi sto per fare un euro e 20 di birra, ci vuoi una cosa, va a pigliatela. Ma perché da fare 1,20 € di birra? Che c'è un distributore? Senti, perché non ti faccio un chilo e mezzo di cazze tua? Non ho finito il tempo tuo, Pascal, ma essere tutto in regola. In regola? Aspetta, che malattia tieni stavolta? Non ci sono tu dalla televisione? No, ovviamente. Io alla televisione la pizzico con piscia la iadina. Allora non ne sai niente di tutti questi migranti che stanno e vengono. Come grande. Ma questi migranti che vengono, che sbarcano sempre con le barche alle porte. Cazzo è sta roba? Aspetta, fammi a pigliare sta birra. Poi mi dici qua sti migranti. Che cosa? Ma vieni qui. Grazie. C'è cos'è sta storia qua, la migrante? Che so, ci vede? Oh, c'è gente. Sono tutti cristiani che vengono praticamente di altre nazionalità, di altre nazioni, capito? Vengono dall'Africa. Ah, vengono dell'Ezzano? Non c'è l'Ezzano, dell'Africa, veramente l'Africa. Veramente l'Africa, Lizzano. No, ne Pasca non c'è capito, vengono dalla Libia, dall'Egitto, dall'Arabia, capito? Pizza, pure la rabbia portano. No, ne Pasca non ci capisci mai niente, pizza. Io capito, sarchia po'. Pizza, ma Una veramente. minchia. Ma veramente una minchia. Avete strazzato le cucchione questa storia del migrante, veramente. Mi avete cagato proprio lo cazzo. Ma che cazzo volete di me? Che cazzo volete di me? Che cazzo ci stai futta niente di migrante, smigrante? Ma che cazzo mai ha pensato a queste cose? Cioè, veramente. Se succede mo, se succede Qua, mo. parliamone seriamente qua. Eh. Quando cazzo mai ne abbiamo preoccupato di queste cose? Ma prima no, compa, mo se succede tutte cose. E che cazzo se ne ha mai fottuto una minchia di quella puttana di mamma da giù, ad Ma che esempio? cazzo c'entra, mamma? Mamma da c'entra sempre, c'entra e centrone. No, secondo me, tu vuoi solamente eviti che faccia questo discorso. Ed io, tu capisci sto problema? Stava sempre corso
è una tecnica che io uso per capire la capo dell'altro cristiano. Cosa sarebbe? La vuoi sai? Sì, cosa sarebbe? È in modo da dire. La tecnica è te la metti tra le palle dell'altro. Entra le panne, forse. Non tra le panne, tra le palle. Ma, Ma fa insieme sta cosa, se no non ci capisci come funziona. vediamo.